allacciate il grembiule, si parte! Ed eccoci qui amici di Radio Chef, pronti per ripartire anche per questo mese di settembre ormai alle porte, veramente ricchissimo di eventi in Friuli Venezia Giulia. Vogliamo fare un po' un recap anche in questa puntata di quello che si potrà vivere in questo prossimo mese, un bellissimo programma, e partiamo subito anche da questo fine settimana. Infatti continua anche da oggi 31 agosto fino al 3 settembre a Godi alla 47esima edizione della Sagra delle Patate. Come sempre ci saranno i celebri gnocchi, le patatine fritte, il frico, lo stinco, gli immancabili bomboloni di patate e tante specialità, oltre alla caccia al tesoro in bicicletta, la manifestazione ludica motoria Tor Pator, serate di musica itinerante, trucca bimbi, insomma tantissimi eventi, e poi l'apprezzato servizio di gnocchi drive, tutto da scoprire. Quindi a Godia per la Sagra delle Patate, e poi ci si sposterà anche verso Friuli Doc, un appuntamento che ovviamente andremo a scoprire più nel dettaglio la prossima settimana. Ci saremo anche noi di Radio.0 con tante sorprese per voi, come la brochure con le ricette degli ascoltatori pronta a essere distribuita per vivere al meglio anche questa nuova edizione. Ritorna, vi ricordo le date, dal 7 a 10 settembre a Udine, la festa più attesa dell'anno in Friuli. Ci saranno tantissime novità che vi sveleremo poi anche nei prossimi giorni. Intanto potete andare a scoprire di più sul sito friuli-doc.it. Ma adesso vi voglio svelare veramente una grande novità qui in Friuli Venezia Giulia. Insieme a Promoturismo FVG partiamo per un viaggio immersi nei vigneti del Friuli Venezia Giulia. Scoprite di più insieme a noi. Settembre, quindi tempo di vendemmia, amici di Radio Chef, e noi siamo pronti a portarvi a fare vendemmia in prima persona, perché in Friuli Venezia Giulia si può fare con queste belle iniziative anche in collaborazione con Promoturismo FVG, con Io sono il marchio, Io sono Friuli Venezia Giulia. C'è la possibilità di partecipare a questa vendemmia turistica didattica. Pensate un po' a questo mestiere, chiamiamolo, raccogliere l'uva, conoscere i segreti che racchiudono i vigneti, anche in compagnia di mani esperte come quelle dei viticoltori. E noi qui a Radio Chef ovviamente abbiamo chiamato un esperto. Con noi c'è Tiziano Venturini, coordinatore delle città del vino del Friuli Venezia Giulia. Tiziano, è stata un'estate veramente ricchissima nelle nostre città del vino, e ora si continua con queste belle esperienze. Sì, diciamo che a partire proprio dalla vendemmia 2023 abbiamo, dopo 2 anni di lavoro, consentito ai viticoltori della nostra regione di poter ospitare, se lo desiderano chiaramente, dei turisti presso le loro aziende per fare una esperienza, quella della vendemmia, un'esperienza tradizionale che lega i nostri territori, soprattutto quelli di collina, dove si pratica ancora la vendemmia manuale. Ecco, dicevo, è stato un percorso lungo, perché chiaramente abbiamo dovuto sottoscrivere delle semplici regole da sottoporre naturalmente ai viticoltori che intendano ospitare turisti. L'abbiamo concordata con la nostra regione, anche con il supporto di Promoturismo, ma anche con l'Ispettorato del Lavoro, che chiaramente vigila su queste attività che assolutamente non sono lavoro. Se non sbaglio, proprio il Friuli Venezia Giulia è la prima regione d'Italia ad aver firmato questo protocollo d'intesa, quindi siamo i primi a portare avanti questo valore che è la vendemmia per il territorio. Sì, diciamo così strutturata, sì, siamo i primi, quindi su tutto il territorio regionale sia le aziende possono ospitare, o comunque i turisti possono aderire alle iniziative che alcune aziende, una decina, si sono messe a disposizione appunto per accogliere i turisti in questa pratica, insomma, che rappresenta, insomma, la tradizione del nostro territorio, delle nostre colline, dei nostri vigneti. E che ci porterà a trascorrere qualche ora o comunque mezza giornata tra le vigne del bellissimo Collio, tra i colli orientali, nelle aziende vinicole che proprio apriranno i loro cancelli. Ci racconti un po' come si svolge una giornata di vendemmia, cosa si può fare, anche se so che i programmi poi nelle diverse aziende vanno presi uno ad uno, insomma, perché ogni azienda ha la sua offerta. Sì, certamente ogni azienda farà la propria proposta. Si trovano già queste proposte sul sito di Promoturismo, proprio sulla vendemmia turistica didattica. Naturalmente alla base c'è la raccolta dell'uva, che viene fatta dopo una breve istruzione da parte dei titolari o degli incaricati dei titolari
in merito all'attività che viene svolta, insomma all'utilizzo anche degli attrezzi, in particolare delle forbici. Ecco. Dopodiché naturalmente si può andare in vigna, questo viene fatto naturalmente in compagnia di altre persone, altri turisti e altri appassionati che intendono fare la vendemmia quella giornata, accompagnati dalla proprietà o comunque da un incaricato della proprietà. Chiaramente sarà spiegato naturalmente non solo come si vendemmia, ma soprattutto si parlerà del vigneto, del lavoro che c'è dopo una stagione, no? La raccolta è l'ultima fase, prima poi di arrivare, di portare l'uva in cantina, quindi l'ultima fase, ma però viene spiegato dai vignaioli sostanzialmente qual è il lavoro che sta dietro quel momento, che è il momento magico della vendemmia. Chiaramente ogni azienda organizza a proprio modo, c'è chi organizza anche un picnic proprio in vigna, c'è chi abbina anche una degustazione guidata, una visita alla cantina. Insomma, le aziende con massima libertà fanno questo, anche perché sono abituate oramai ad accogliere visitatori in azienda, quindi sono oramai esperti in questo. Il bello di immergersi proprio in cantina e vedere da dove nasce il prodotto che poi ci arriva nel bicchiere. Come ben dicevi, ci sono tantissime offerte che potete scoprire sul sito turismofvg.it nella sezione vendemmia turistica didattica, e sono esperienze che si possono fare anche con i più piccoli, quindi può partecipare tutta la famiglia. Sì, diciamo è aperto anche a famiglie, quindi che vogliono dedicare qualche ora spensierata, ecco, fra i filari. Nelle location belle e buone del Friuli Venezia Giulia. Volevo anche chiederti, proprio per arrivare un po' al prodotto finito, qual è l'uva che si raccoglie e quali vini vengono prodotti proprio in questo periodo nel nostro bel Friuli Venezia Giulia? Beh, siamo proprio agli inizi della vendemmia, si raccolgono le uve base spumante in questo momento, quindi Chardonnay o Ribolla Gialla, e poi la vendemmia prosegue fino ad arrivare a fine settembre, primi giorni di ottobre al massimo. Quest'anno la vendemmia è in ritardo rispetto agli anni precedenti, in particolare l'anno scorso, ma è un'annata molto particolare, ma diciamo ci sarà tutto il mese di settembre, ci sarà la possibilità appunto di essere ospitati in qualche azienda dei Colli Orientali, del Collio, ma anche delle Grave, per appunto fare questa bellissima esperienza. E allora vi invitiamo a partecipare, a esplorare questo mondo della vendemmia. Veramente sono delle opportunità uniche proprio da fare nella nostra regione. Io ringrazio Tiziano Venturini, coordinatore delle città del vino del Friuli Venezia Giulia, che rincontreremo sicuramente per raccontarvi di nuovi appuntamenti e per brindare insieme. Quindi Tiziano, cin cin, e diamo il via anche a questo settembre con la vendemmia turistica didattica. Buona vendemmia a tutti! È sempre bello scoprire questi appuntamenti in Friuli Venezia Giulia, davvero molto immersivi. E dato che abbiamo parlato di raccolta proprio dell'uva, andiamo a scoprire un altro prodotto del nostro territorio tipico di questo periodo. Sto parlando del figo moro da Caneva. La raccolta proprio di questi pregiati frutti è in corso in questo finale di agosto, inizio settembre, e le richieste sono sempre di più, anche e soprattutto per un prodotto. Io sto parlando del gelato al figo moro, che è veramente buonissimo, e poi anche il suo frutto piccolo e scuro, ma dall'inconfondibile sapore dolciastro, la sua polpa rossa è davvero un'eccellenza del nostro territorio, e quest'anno poi le piogge hanno anche favorito il raccolto squisito e abbondante. Quindi volevo raccontarvi questa ricetta che abbiamo raccolto proprio dai nostri ascoltatori. È la ricetta del brownie con figo moro e pepe rosa. Ho colto l'occasione anche per raccontarvela, ve l'avevamo già pubblicata su una nostra brochure, ma era il momento perfetto secondo me per prepararla. Vi serviranno 100 g di cioccolato fondente, 125 g di burro, 8 fichi del figo moro senza il picciolo, 3 uova, 250 g di zucchero di canna, 150 g di farina integrale, 20 g di pepe rosa e del bicarbonato. Andrete a sbattere le uova con lo zucchero fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso. Sciogliete a bagnomaria il burro e il cioccolato fondente, aggiungetelo a filo alle uova lentamente per non andare a rovinare il composto. Continuando a mescolare dal basso verso l'alto, aggiungete anche il bicarbonato, la farina, il pepe e i fichi tagliati a pezzettini. Amalgamate bene il tutto. Stendete il composto su una teglia non troppo grande e livellate.
Cuocete a 180 gradi per 18 minuti circa. Fate la prova a stecchino e il centro dovrà risultare umido. Lasciate raffreddare e tagliate a quadrotti. Naturalmente poi vi troverete anche il link direttamente sul nostro sito nella sezione Radio Chef per replicare la ricetta e mandarci anche direttamente le vostre foto, oltre che le vostre specialità con il figo moro, perché no? Ma ritorniamo poi a parlare di eventi, sono ancora tantissimi, ancora per questo fine settimana. Vi segnalo, poi potete scoprire di più anche sul sito turismofvg.it, un fine settimana dedicato al pesce dell'Alto Adriatico con Easy Fish, direttamente a Lignano, con la partecipazione e la presentazione di Fabrizio Nonis. A Sutrio invece ci spostiamo in vetta, c'è Magie del Legno, in settembre questo bellissimo paese si trasforma veramente in un borgo artigiano, dove tutti gli artigiani vi mostreranno insomma come si va a intagliare il legno e tutti i prodotti, oltre che assaggiare i prodotti tipici della carne ad hoc. Continua anche Vigneti Aperti FVG questo 2 e 3 settembre, potete andare a scoprire di più sulle pagine del movimento Turismo del Vino FVG, ma noi siamo pronti anche a spostarci nella bellissima Carinzia, dove gli eventi continuano, e quindi andiamo a scoprire di più insieme a un ospite speciale. E continuiamo a parlare di eventi qui a Radio Chef. Ci spostiamo nella vicina Austria con gli amici di Regional Medien Kärnten, azienda editoriale che ormai conoscerete qui a Radio Chef, nella bellissima Carinzia, da cui nasce anche tra le altre cose la rivista di viaggi ed enogastronomia Mein Sonntag, con cui oggi andiamo a scoprire anche tanti appuntamenti appunto nel vicino confine. Questo giovedì abbiamo di nuovo con noi Nicole Lazzari, lei si occupa del mercato italiano, sloveno e croato, consulente pubblicitaria, e con lei andiamo proprio a scoprirli da vicino questi eventi con importanti programmi. Intanto Nicole, è un piacere ritrovarti e averti qui con noi. Buongiorno cari ascoltatori di Radio.0, buongiorno Maria. Sono felice di darvi oggi alcuni consigli su cosa potrete vivere nella bellissima Carinzia nei prossimi giorni. Quello che probabilmente è il raduno motociclistico e di Harley Davidson più iconico al mondo si svolgerà qui in Carinzia, precisamente sul lago Fakersee, dal 5 al 10 settembre. Quest'anno gli organizzatori festeggiano addirittura il 25° anniversario. L'evento motociclistico attira ogni anno in Carinzia centinaia di migliaia di motociclisti Harley e fan del marchio cult. Sia per gli ospiti che per i numerosi spettatori locali, la regione del Fakersee sarà al centro dell'attenzione per un'intera settimana. Oltre al popolare Farmers Market, al Carinthian Corner e all'Harley Bar, al Salon Bar e al Customizer Area nell'Harley Village, sono previsti anche diversi concerti, uno spettacolo di moto personalizzate e sfilate dimostrative. Un punto fermo oggi è l'Harley Davidson Expo, con un'ampia selezione delle ultime moto dell'anno modello 2023 e con ispirazioni per le personalizzazioni provenienti da questa regione. Circa 25 gruppi diversi si esibiscono in 2 palchi per il migliore intrattenimento musicale. A conclusione della favolosa settimana, sabato 9 settembre alle ore 10 avrà inizio la leggendaria Harley Parade, alla quale tutti i partecipanti sono invitati a sfilare con le loro moto, anche non Harley, nell'area del festival. Beh, un appuntamento sicuramente perfetto per gli appassionati, ma anche per i tanti curiosi che arrivano proprio da voi per sperimentare e vivere anche questa grande atmosfera con tutti i raduni e gli incontri che ci hai raccontato. E ci sono anche altri eventi che possiamo vivere magari a 360 gradi per scoprire i luoghi belli e buoni della Carinzia? Certo, se volete invece un weekend un po' più tranquillo, vi consigliamo di partecipare alle giornate della cucina Alpe Adria, ovvero Tage Alpe Adria Küche, dove quest'anno si svolgeranno dal 7 al 24 settembre tutti questi eventi. Piccoli e raffinati eventi culinari si susseguiranno come un delizioso filo di perle nel capoluogo della provincia, Klagenfurt. I ristoranti del centro città riprenderanno ricette tipiche regionali e creeranno piatti che costituiscono le radici della regione culinaria. Circa 50 fantastici programmi, tra cui sessioni di chef stellati internazionali, approfondimenti sulle tendenze alimentari attuali, un festival del vino e il percorso del piacere con Alpe Adria BioFest, faranno battere forte il cuore di tutti noi e voi buongustai. Produttori selezionati con cura anche dal Friuli, Veneto, Carinzia, Stiria e Slovenia presenteranno poi i loro prodotti pregiati sul famoso Miglio del Piacere dal 14 al 26 settembre. Wow, non perdete... ma che ti chiedo, giusto, anche per quando viviamo un weekend, secondo te c'è un piatto proprio tuo che secondo te non può mancare nella nostra ordinazione dal menù?
Certamente, qui in Carinzia sono molto tipici i Cas Noodle e quelli dovete assolutamente provarli, e sicuramente anche agli Alpe Adria Taghe li troverete. Non perdetevi quindi tutti i nostri suggerimenti per eventi, escursioni e notizie in Carinzia e nella regione Alpe Adria sul nostro sito web www.main-zontag.at, e mi raccomando, Zontag è sempre con 2 N. Grazie a tutti di nuovo, buona giornata e grazie Maria. Grazie Nicole, è sempre un piacere sentirti e scoprire insieme a te, agli amici di Regional Media in Kärnten e Main Zontag, i tantissimi eventi da non perdere. Ovviamente ci risentiremo la prossima settimana per andare ad approfondire ancora nuove avventure nella regione Carinzia e dintorni. Intanto grazie per essere stata con noi e un buon fine settimana e buoni eventi in Carinzia a tutti. Grazie mille. Main Zontag ci dà sempre delle proposte veramente eccellenti per vivere la Carinzia a pieno, ma la montagna va vissuta sicuramente ancora in questa estate 2023, e quindi noi chiudiamo con Sappada e qualche consiglio, perché ce ne sono tantissimi di eventi in questo periodo. In particolare questa sera ci si dedica alla Superluna con un'esperienza chiamata Balconi e Superluna, escursione con guida naturalistica proprio a Sappada, un'escursione nel chiarore naturale della sera al riparo dalle luci artificiali dell'uomo. So che lo state già sognando. Ad illuminare il sentiero ci sarà proprio lei, la Superluna, che spiccherà nel suo massimo splendore tra le vette dolomitiche intorno a Sappada. Poi il bello di andare a scoprire questi eventi, ma di gustare anche i prodotti di Sappada. C'è anche questa avventura con le degustazioni chilometro zero, la scoperta della civiltà contadina, che vi invito anche ad andare a sbirciare sul sito turismofvg.it, ma vi volevo consigliare infine 3 luoghi di gusto da non perdere a Sappada per vivere proprio l'esperienza di un buon piatto di montagna. Innanzitutto c'è la gastronomia alimentari Cardis, che vi aspetta sempre con piatti pronti. Proprio loro hanno la gastronomia, quindi vi fanno tutto al momento. In Borgata Bach 60 potete provare i piatti della tradizione insieme a qualche innovazione e prendere anche il vostro pranzo al sacco direttamente per partire verso queste avventure alla scoperta della natura. E poi ovviamente potete andare direttamente a rilassarvi davanti alle piste da sci o piste per passeggiata. Baita Pista Nera, un'accoglienza veramente super familiare e calorosa, in particolare se andate sulla loro pagina Facebook, oltre a un menù ricchissimo con i funghi che in questo periodo sono il must del momento, ma anche gnocchi, i knedel allo speck con burro fuso e ricotta affumicata. C'è Nonna Ivi che vi dimostra l'espressione che molti di voi hanno quando una di queste coppe di gelato, scrivono, con mirtilli freschi arriva al vostro tavolo. Potete andare a dare uno sguardo anche sulla loro pagina Facebook. Li troverete finché il bosco e Cadore Fungo li forniranno, quindi approfittate anche di questo momento per gustare i sapori del bosco. E infine chiudiamo con un regalo che potete portarvi via da Sappada. Sto parlando della Amaro al fieno di Sappada. Questo ve lo offre l'Alimentari Cecconi, che trovate sempre in Borgata Bach 176 nel cuore di Sappada. È un amaro veramente molto particolare che ha questo retrogusto proprio della montagna di Sappada. Andatelo a provare, ve ne offriranno sicuramente un assaggio prima di portarvelo a casa e fare magari un bel regalo direttamente ai vostri amici, parenti, oppure per replicare una cena dal gusto montano. E per il nostro appuntamento con gli eventi di settembre e Radio Chef per oggi è tutto. Noi come sempre ci ritroviamo domani ancora con tutte le novità di gusto. Ogni giovedì e venerdì vi aspettiamo qui su Radio.0 per scoprire insieme le vostre ricette. Continuate a scrivercele sul nostro sito radio.0.it. Oltre a un ricco ricettario c'è anche il nostro form per inviare la vostra ricetta preferita, e poi vi aspettiamo anche a Friuli Doc per incontrarci e parlarne insieme. Grazie per essere stati con noi, buon gusto e buon pranzo a tutti.